Ha tirato il freno a mano il vice premier Luigi Di Maio parlando di autonomia in un'intervista rilasciata alla vigilia di Natale, parole che lasciano l'amaro in bocca per le regioni, Veneto in primis, che chiedono un'accelerazione dell'iter. Il 15 febbraio tre governatori, oltre a Zaia, Fontana per la Lombardia e Bonaccini per l'Emilia-Romagna, saranno dal ministro Stefani per la firma delle intese, ma il leader pentastellato smorza l'entusiasmo. Il tema dell'autonomia sarà una lunga contrattazione con le regioni, condotta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha spiegato, aggiungendo poi: il Movimento 5 Stelle ha sostenuto il referendum di Lombardia e Veneto nel 2017, lo abbiamo fatto in tempi non sospetti. Il modello di autonomia sarà parte della discussione, basti pensare che le due regioni interessate, Lombardia e Veneto, chiedono due intese diverse. Non esiste un modello unico da applicare per tutti, ha continuato Di Maio. Il principio generale è che l'autonomia non deve danneggiare le altre regioni, ma deve permettere a quelle popolazioni che l'hanno chiesta di esercitarla, ma nell'ambito dello statuto ordinario. Dichiarazioni che non lasciano certo indifferenti i diretti interessati. Sull'autonomia c'è un rallentamento evidente, vedremo se il governo manterrà la promessa, ha dichiarato il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Preoccupazione arriva anche dalle categorie economiche. Se si allungano i tempi, ovviamente si allunga anche il tempo di attuazione dell'eventuale autonomia che dovrebbe essere concessa. Noi abbiamo bisogno che ci sia questa autonomia per liberare risorse nel territorio, per fare investimenti, in modo tale che l'economia veneta sia quell'economia che sta trainando questo paese assieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna. Sì, sicuramente rischia di essere una promessa non mantenuta, è che credo faccia parte dell'accordo di programma, questo famoso contratto che ha messo insieme queste due forze politiche, Lega e 5 Stelle. Qualcuno si assumerà la responsabilità di questo rallentamento o della mancata autonomia. Un rallentamento da parte del Movimento 5 Stelle che il presidente Pozza legge come la volontà di non scontentare le regioni del sud, ma quelle virtuose, aggiunge poi il numero uno della Camera di Commercio di Treviso, vanno sostenute. Se questa autonomia deve arrivare perché abbiamo motivo anche di chiedere alle regioni più sviluppate di mantenere un trend di crescita e di sviluppo. Se queste regioni non hanno la possibilità di investire e di sostenere l'economia, si ferma anche l'economia nazionale. Non vuol dire essere egoisti questo, assolutamente.